Nessuna polemica, ma piuttosto delle precisazioni. Dopo le parole della biologa Antonella Viola, che ha sottolineato come anche solo 2 bicchieri di vino possono far male, i produttori rispondono chiedendo precisione nel commentare le frasi di una scienziata che ha sicuramente valide ragioni, frasi però che non vanno ingigantite. È giusto seguire i consigli dal punto di vista salutistico della dottoressa Viola, però non dobbiamo fare confusione quando si dice un bicchiere, 2 bicchieri, dobbiamo iniziare a precisare quanti grammi litro vengono assunti da una persona e anche dal peso della persona, perché se uno pesa 40 kg e uno pesa 120 kg è una cosa diversa. Dichiarazioni che hanno riguardato anche l'etichettatura, con alcuni paesi europei che chiedono di inserire nelle etichette del vino frasi che ricordano il pericolo per la salute. L'etichetta, noi siamo inquadrati da un punto di vista legislativo come un prodotto alimentare che tra l'altro paga un'IVA, versa un'IVA che è molto più alta dei generi alimentari e pensare che un genere subiamo tutta la legislazione alimentare come essere dei produttori di una bevanda nociva, questo disturba molto molto fortemente. Il pericolo è anche quello di strumentalizzare le parole apprezzabili di una ricercatrice per scatenare una guerra contro il vino, magari una guerra che parte da paesi che producono altro e che hanno interesse a screditare una produzione che in Italia esiste da millenni.